C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a tutti, qui a Centro Anch'io. Credo che il personaggio di oggi non abbia certo bisogno di presentazioni, però pure lui si sa, è passato anche da Brescia, è stato dappertutto, quindi... Quando venne a Brescia, l'eroe dei due mondi soggiornò qui, in questa struttura dentro il castello, vicino alla Torre Coltrina, il 13 giugno 1859, insieme ad alcuni suoi uomini volontari, famosi cacciatori delle Alpi. Era entrato alle ore 9 da Porta San Giovanni. 2 giorni dopo combatté a Virle Treponti di Rezzato, una delle più sanguinose battaglie per l'indipendenza. Vittorioso proseguì poi verso Salò. Naturalmente non si tratta dell'unico passaggio di Garibaldi nel Bresciano. Lo ricordiamo infatti il 3 luglio del 1866 alla testa dei suoi uomini nella battaglia di Montesuello, sopra Anfo, sul versante bagosso del lago d'Idro, dove fu ferito ad una gamba. Ecco qui il modo di dire di oggi in bresciano, molto conosciuto, molto famoso. Le più de là che de sa, ovvero oggi ci concediamo una pausa gustosa. Siamo tornati alla commedia delle pentole in via Zara 125 a Brescia, dove si sta sempre bene e dove sono in compagnia piacevole del signor Marco. Salve signor Marco. Ciao Carlo Zaniboni. Ciao Carlo Zaniboni, ma qua Carlo Zaniboni e Marco, ma in tavolo da 4 soltanto con Marco, che vuol dire? Perché io arrivo sempre in anticipo perché ho sempre paura di arrivare in ritardo. Non so se... Largo anticipo è giusto? Largo anticipo, esatto, così sono sicuro di non perdermi nulla, anche perché qui alla Commedia delle Pentole non è la prima volta che vengo, mi trovo veramente bene. Conosci il ristorante? Assolutamente sì. Si mangia bene la Commedia delle Pentole? Assolutamente sì. Le più de là o più de là che de sa? Le più de là che de sa. Penso non sia una cosa bellissima, cioè del tipo che uno non ha ancora moltissimo, le più de là che de sa, cioè sei più in paradiso che in terra. Sempre proiettato già, vabbè sì esatto, questo può essere, oppure anche scherzosamente di una persona che momentaneamente non gode di ottima salute. Va bene, bene, grazie mille signor Marco. Grazie a lei. Sì, va bene così e buon appetito, buona compagnia con chi arriverà. In compagnia adesso di Fabiano qui alla Commedia delle Pentole. Ciao. Ciao. Buona compagnia o che cosa? Sono tutti a dieta questi. Tutti a dieta, che si va alla Commedia delle Pentole si sta a dieta. Ottima compagnia, ottime forchette. Ma chi paga poi? Pagherà qualcuno. Infatti, che te frego. Fabiano, tu mangi intanto. Cosa hai ordinato? Ho ordinato un po' di antipasti misti che mangiamo insieme, anche i primi, un tris di primi che mangiamo assieme e anche i secondi, cioè assaggiamo un po' di tutto abbiamo fatto. Prima volta alla Commedia delle Pentole? Per me sì. Sei di Brescia tu? No, vicino Orzinuovi, Pompiano. Pompiano, vabbè, alla provincia insomma. Ubaisel. Senti un po', caro Fabiano di Pompiano, prova a leggere questo proverbio in dialetto. Le più di là che da sa. L'hai capito, Cioè? È più di là che di qua. Che vuol dire? Chi è più di là che di qua? Dipende, si può dire in tanti modi questa cosa. Tu lo dici, usi questa espressione? Si può usare, sì, si può usare. Si può usare per tante veramente situazioni. Quando una persona, non si definisce bene dove è, io uso questa cosa qua, le pedalà che sa, cioè o ha una posizione netta oppure... ecco, quindi anche l'orientamento non solo sessuale, qualsiasi cosa, dalla persona più di là che adesso, ma pensa, vabbè. Per tante cose. Per tante cose, quindi ha tanti significati, tante metafore. Grazie Fabiano, buon appetito a tutti e grazie anche a voi. Dalla Commedia delle Pentole via Zara è tutto, alla prossima, grazie. C'entro anch'io.